Benvenuti alla nuova puntata di Ore 13, direi una puntata con la penna, anzi con le penne degli alpini, e con il nostro Andrea Basso vorrei far vedere, diciamo così, il parterre che è con me oggi ad Ore 13, ovvero gli alpini per la Triveneta degli Alpini di Tolmezzo, che ci sarà la prossima settimana dal 14 al 16 giugno. Allora ve li presento, cominciamo con il presidente dell'ANA Carnica Tolmezzo, Ennio Blanzan, poi abbiamo i due consiglieri, Carlo Vozza e Dario Scrignano, giusto? Sì. Perfetto, ho detto giusto. E poi naturalmente qui siamo proprio a casa perché a Vittorio Veneto con il presidente dell'ANA Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Grazie per essere qua con noi. Grazie, e soprattutto cominciamo a parlare di questa donata triveneta. Il presidente l'abbiamo invitato perché lui è quello che ha passato la stecca, giusto? Sì. Lei che l'ha raccolta quest'anno com'è andata? Beh, insomma abbastanza, diciamo, va. Cosa dobbiamo raccontare agli alpini che ci stanno seguendo adesso? Grazie ai consigli di Francesco e del presidente della sezione di Gorizia che ci ha dato una grande mano, siamo arrivati quasi alla fine, perché questa settimana qua è la più tormentata. Infatti anche adesso scendendo giù avrò ricevuto 40 telefonate a dir poco, no? Che tutti mi chiedono questo, mi chiedono colà. La maggior parte chiedono per gli alloggi che... Ecco, allora, cominciamo con la logistica, perché so che c'è tanta gente dall'altra parte dello schermo che vuole sapere come funziona. Sì. Allora, intanto, quando si comincia precisamente? Precisamente si comincia venerdì mattina con le 9 partendo in località Pacai per salire alla caserma Malpasso, dove fu ferita nel mese di settembre del 1916 fu ferita morta la medaglia d'oro Maria Ploster-Mantil, che poi è stata l'unica donna a aver intitolato una caserma lì a Paluzza. Di conseguenza si va su a fare onori lì alla lapide che l'abbiamo posta 5 anni fa, quando abbiamo fatto un premio fedeltà alla montagna nazionale. Dopodiché si scende di nuovo lì alla caserma Pramosio, lì ci sarà un piccolo rinfresco e dopo si scende giù a Timau a fare la visita al museo della Grande Guerra di Timau. La fermo perché so che un suo consigliere è appassionato, ha organizzato una mostra con i cimeli della Grande Guerra. Sì. Ce lo vuoi raccontare? Allora, in una palestra lì in via... Largo delle Foibe. Largo via delle Foibe, abbiamo organizzato una mostra di cimeli della Prima Guerra Mondiale, oltre ad avere basti, dei muli, materiale divise storiche, specialmente poi dopo i fanti, gli alpini, soprattutto quelli alpini, cappelli alpini. Insomma, una mostra dalla Prima Guerra Mondiale alla Seconda. E anche ai giorni nostri. E ai giorni nostri, qualcosa dei giorni nostri, perché lo spazio era un po' poco, una palestra interna non sopportava tutto. Poi ci sarà un cannone dove ci sarà anche un'esercitazione, anche lì, smontaggio e rimontaggio. 114. 114, dove che abbiamo trovato. Aspetti che la fermo, perché a questo punto chiedo a Francesco Introvigna, il presidente, abbiamo parlato di basti, vado subito al dunque. Iroso come sarà rappresentato? Non vogliamo andare a Tolmezzo, buongiorno a tutti intanto, come dire, enfatizzare la situazione iroso, l'icona, ecco, delle salmerie, però ecco, credo che un pensierino ce lo faremo, d'accordo anche con Ennio, e magari penseremo a qualche oggetto che è appartenuto a Iroso in occasione appunto di questo grande e bello appuntamento. Senta, lei ha la fiaccola qui sulle ginocchia perché poi ci sarà ovviamente un passaggio. Qual è il consiglio che vuol dare, il primo consiglio che vuol dare, diciamo così, in questa addirittura un anno fa c'era lei? Sinceramente io non invidio il collega Ennio, presidente della sezione carnica, in questi giorni, a 10 giorni o forse meno a 7 giorni dall'inizio del Triveneto, perché l'anno scorso di questi tempi io ero già in debito d'ossigeno. In effetti è un gran impegno, un gran lavoro, gli utili consigli a cui ho fatto riferimento lo ringrazio, insomma quello che ho potuto volentieri, anche perché ci diamo una mano proprio nello spirito alpino. Quello che, ecco, così mi sento di dirgli è di andare avanti con tranquillità, perché il lavoro che ho visto che ha pian
piantato insieme ai suoi collaboratori è quello del criterio giusto, un grande sforzo che raccoglierà sicuramente tante soddisfazioni. Non abbia paura, avanti sempre, le difficoltà come siamo abituati a noi si risolvono giorno per giorno, momento per momento. Allora abbiamo il Presidente che è in testa a questa marcia, questa lunga marcia partita l'anno scorso col passaggio della Stecca, poi abbiamo i consiglieri e in particolare anche Dario Scrignaro. Cosa vuol dire essere consigliere in un momento come questo e soprattutto essere un consigliere da Paluzza? Intanto buongiorno a tutti, però mi è beccato in castagna, no? Perché io effettivamente non sono un consigliere della sezione carnica, sono un collaboratore esterno al quale sono state assegnate tutte le attività, virgolette, culturali. Però lei è della sempre sezione. in marcia con il Sono in comandante, marcia, sì, sono in marcia sempre. Io caratterialmente non sono una persona a cui piace avere titoli e nomenclature, no? Per cui ho dato la disponibilità piena alla sezione per lavorare in maniera esterna e abbiamo organizzato una serie di attività culturali che, per dire la verità, sono già partite, perché l'inizio del raduno Triveneto è partito il 1° giugno con Aspettando il raduno Triveneto, una serie di 4 serate con 34 cori, 2 fanfare e una parte teatrale che sono iniziate a Tolmeso, perché logicamente Tolmeso è il centro dell'attività del raduno Triveneto, che però piano piano si sposteranno in tutto il territorio della Carnia, in particolar modo nella sede delle 4 caserme esterne a Tolmeso, quindi Paolaro, Paluzza, Forniavoltri e Cavazzo, ed in più alle cittadine, ai paesini di Comelians, Villa Santina, Prato Carnico ed Ampeso. Quindi sono in tutto con Tolmeso 12 manifestazioni che in qualche maniera ci portano con i canti, con le rappresentazioni, con tutta la parte storica, quello che ci si può ricordare della vita delle vallate, perché poi la Carnia non è una valle sola, ma è una ramificazione a 5, è una mano che da Tolmeso si diparte. Ogni vallata racconterà la sua storia, ogni vallata avrà la sua storia di alpini, la sua storia della Grande Guerra, e tante volte magari poi ci si mette vicino anche la Seconda Guerra Mondiale, ci si mettono vicino i partigiani, i cosacchi, perché anche questa è storia di alpini, anche questa è storia di alpini, di gente alpina, di gente di montagna. In questa mano, no, che si dipana verso nord, c'è anche la Val di Rese, c'è anche quella No, quella sarebbe la sesta mano, no? Quella sarebbe il sesto dito, diciamo, della mano, no? Perché anche lì la Carnia si ferma purtroppo ad Amaro, il più bel paese però gli alpini descritto, vanno no? anche più in là. Sì, gli alpini, ma gli alpini in linea di massima sono in tutto il Friuli. Erano a Udine, erano a Cividale, forse l'ultimo avamposto Cividale nella parte bassa del Friuli, ma poi collegavano tutta la montagna fino a Pordenone, no? E passando oltre il Comelico arrivavamo già a San Candido con tutta la parte della Tridentina, quindi con tutta la Cadorna nel mezzo e con tutta la Tridentina dall'altra parte. Allora, io vedo che c'è il numero di sovraimpressione, per cui se volete intervenire siamo qui, perché comunque siamo tutti alpini. Io stesso, il mio cappello l'ho messo lì proprio apposta, e volevo tornare per parlare delle caserme, perché so che voi in qualche maniera state cercando, avete rimesso in moto le caserme chiuse. Intanto la prima domanda è: quante caserme chiuse nel vostro territorio e quanta, come dire, quanto dolore c'è a rivedere certe caserme? Le caserme che erano in Carnia ormai sono tutte chiuse, e ce n'erano 2 a Tolmezzo più le 4 che ha menzionato poco fa il collega qua. Purtroppo l'ultimo avamposto che avevamo, il 3° Artiglieria da Montagna, 2 anni fa, ha abbandonato la caserma Cantore ed è stato trasferito giù a Remazzacco. Io mi sono un po' anche incavolato con il comandante di allora, il generale Bonato, che gli ho detto che potete anche vergognarvi e portarci via l'ultimo avamposto di alpini in Carnia, perché Venzone è l'8° alpini, però non è in Carnia, è già in Friuli. E lui mi disse: guardi, vanno a stare meglio giù in pianura. Ma gli ho detto: ma insomma, gli alpini in pianura, se devono andare a fare una marcia, devono partire, perché adesso con la questione del volontariato e quant'altro hanno diritto agli straordinari.
Allora devono partire alle 8 per non pagare i straordinari perché soli non ne hanno e devono rientrare per le 4:30. Di conseguenza mi dica lei, gli ho detto, che addestramento possono fare questa gente qua? Vuol dire proprio che ci fate perdere anche quel po' di amore di cappello alpino. Comunque, tornando alla caserma, voi comunque avete riaperto la caserma Cantore. Sì, Questa è una cosa importante, perché torniamo poi alle istruzioni. Sì, perché l'avete riaperta? Abbiamo dovuto chiedere al Genio Civile l'autorizzazione per poter accedere alla caserma e per poter fare gli alloggi collettivi, perché si prevede una massa di gente che arriva. La città di Tolmezzo è piccola, non è neanche come metà di Vittorio Veneto, gli spazi sono quelli che sono, allora abbiamo dovuto attingere alla caserma Cantore per fare parcheggi e alloggi collettivi dentro. No? Quindi diventa visitabile. Sì, è visitabile. Però, quindi un altro appello importante per tutti quelli che hanno fatto il militare della Cantore, infatti è un'occasione unica. Se possono entrare tranquillamente, siamo riusciti ad aprire anche la palazzina del Conegliano, così possono entrare a vedere anche dove dormivano, dove era il refettorio, dove era lo spaccio e quant'altro. Ricordi dei militari. Allora, invece, dicevamo, rimanendo sempre venerdì 14 giugno, dicevamo che poi verso le 14 c'è una presentazione di un libro, sì, anche. Chi lo vuole descrivere? Sempre comandante. Visto che il reduce è un mio paesano, l'ha detto stampa che abbiamo lì in seno alla sezione, ci ha proposto di pubblicare questo diario manoscritto di questo reduce che ha fatto la Grecia, la Russia e l'Albania assieme anche a mio padre, insomma. E allora il titolo è I resti della Giulia. Come? Il titolo di questa sì, I resti della Giulia dalla Voiussa al Donno. Ecco. Niente, allora abbiamo preso lo spunto per pubblicarlo, per presentarlo proprio il giorno dall'inizio del raduno. Poi la sera? Poi la sera canti e quant'altro, baldoria, tutto spiano, perché appunto come dicevo la città è piuttosto piccola e tutti si concentreranno in piazza 20 settembre dove è il Duomo, dove sono le tribune. È così. Vedo l'occhio, come dire, attento del Presidente Introvini. Come stanno andando? Come procede secondo lei l'esperienza? Va bene così? Bene, va bene così, certo, anche perché ho studiato il programma, perché parteciperò il più possibile a tutte le varie cerimonie e quindi sono felice perché soprattutto in un mondo come la Carnia, che è amato, dove l'alpinità credo che impregni ogni sasso, ecco, credo che ci sarà proprio una gran bella manifestazione. Abbiamo parlato di Baldoria, però Baldoria naturalmente in stile alpino. È chiaro, sì, non come si vedono nelle adunate nazionali il ragazzino con cappello alpino che fa la sbornia, noi cercheremo di evitare tutto questo, perché poi si perde tutto il sapore di quello che ritrovarsi assieme. Rimaniamo, allora, mi pare di aver capito, abbiamo una telefonata, pronto, chi ci sta chiamando? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi ci sta chiamando? Il Presidente della sezione di Valdoviane, Barone Valentino. Presidente, buongiorno, anche lei qui con noi. Valentino. No, volevo chiedere... Prego. Buongiorno Ennio, buongiorno Introvigna, tu sei dappertutto anche a te. Grazie Valentino. Ascolta Ennio, di a Introvigna che abbiamo anche noi il mulo. Gliel'ho già detto. Ecco, volevamo arrivare ai muli, Presidente. Comunque avete i muli anche voi? Sì, uno. Abbiamo un mulo che viene su, parte lunedì mattina e arriva a mezzo venerdì. Bene Valentino. Una bella marcia. Ciao Introvigna, ciao. Grazie Presidente. Fai anche tu la marcia da lunedì? Se te lo permette la Vilma, Vengo sul sabato. Ok. Grazie Presidente, ma giusto per capire, quante marce di avvicinamento ci sono? Niente, ce ne sono parecchie perché hanno detto già, sono quelli di Urine che sono 3-4 gruppi che vogliono partono mercoledì e arriveranno venerdì sera a Tolmezzo. Poi c'è la componente giovani con la Giulia,
che ha detto che vuole andare su prima, vuole andare in Palpiccolo e dopo scende giù da Timau, fa l'avvicinamento fino a Tolmezzo. Sono due esempi. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi continueremo con le istruzioni per l'uso per questa donata triveneta degli Alpini a Tolmezzo. Ore 13 dedicato alla donata triveneta degli Alpini della prossima settimana, dal 14 al 16 giugno 2019 a Tolmezzo. Ovviamente abbiamo già sentito che di fatto è cominciata prima, però adesso siamo nelle istruzioni vere per l'uso, per chi vuole partecipare, per chi magari sta pensando di fare un salto già la domenica mattina. Allora con il presidente della sezione carnica, Ennio Blanzan, vogliamo fare un po' più il punto della situazione. Allora, cominciamo con chi viene in macchina, decide di fare una macchina, 4 amici, andiamo a vedere come funziona. Per i parcheggi degli automezzi, delle macchine, diciamo, sono 2 possibilità di entrata. C'è l'entrata sud di Tolmezzo e l'entrata al centro di Tolmezzo in pratica, no? E lì sono collocati tutti i parcheggi nel giro di 500-600 metri. Parcheggi per 4.500 autovetture. Poi c'è qualcuno che segnala se uno... Sono tutti, abbiamo avuto proprio l'altra sera l'incontro col prefetto, e ci ha messo a disposizione la forza dell'ordine per indicarci le uscite. Poi all'interno abbiamo previsto solo per domenica la bellezza di 350 volontari per indirizzare i vari parcheggi, gente del parcheggio. Insomma, nessuno viene lasciato solo. No, a parte le indicazioni e le segnaletiche che metteremo. E questo riguarda i 4 amici che montano in macchina e vengono su domenica. Se invece sono quelli un po' più organizzati col pullman? Col pullman, allora noi abbiamo chiesto a tutte le sezioni di indicarci più o meno quanti pullman arriveranno. Allora, i pullman che arrivano in autostrada, diciamo dal Trentino Alto Adige fino alla zona di Vicenza, andranno a scaricare nella zona S2. Scarico 2, a nord di Tolmezzo. Lì abbiamo 17 stalli, cioè possono stare 17 corriere, hanno un tempo di un quarto d'ora, 20 minuti per scaricare, dopodiché la corriera gira e va a parcheggiare nella zona di Villa Santina, le prime 100. Fino adesso abbiamo 230-240 corriere già prenotate. No? Caspita. Mentre dopo, quando sarà pieno il parcheggio di Villa Santina, le dirottiamo giù verso Amaro all'uscita dell'autostrada. Dopodiché, quando il gruppo decide di ripartire, richiama la corriera nello stallo dove ha scaricato, li caricano e vanno via. Ecco, per uno che non conosce, una volta che le persone scendono a terra, a che distanza sono dallo sfidamento? Allora, l'S2, quelle a nord di Tolmezzo, sono a 100 metri dall'ammassamento, mentre invece quelle che sono qua giù sotto sono un po' più distanti, però abbiamo già previsto di mettere i bus navetta a disposizione. Abbiamo 8 pulmini della protezione civile, un pulmino attrezzato per gli handicappati, e dopo un altro pullman di 30 posti per poter portare il più vicino possibile all'ammassamento. Presidente Trovigna, sta andando bene, lei che l'esperienza di parcheggi, di viabilità con Vittorio Veneto è stata una bella prova la vostra. È stata una bella prova, straordinaria, abbiamo fatto fronte a tutte le necessità con grande risultato grazie al concorso di tutti, delle forze dell'ordine di volontari, perché noi la domenica mattina abbiamo schierato 450 volontari, non sono pochi. Quindi è quello che poi Ennio ha fatto a Tolmezzo, quel che ho visto anche dal percorso. Tutto serve appunto per creare meno intasamento, per non creare problematiche, anche perché quando si arriva là si vuole scendere e andare subito all'ammassamento, e il movimento è proprio la domenica mattina principale, auto e pullman. Per cui la programmazione come è stata fatta è la soluzione ideale. Tornando a noi, invece, se uno arriva col camper decide di venire un po' prima. Abbiamo previsto anche due zone di parcheggi camper, una a fianco allo stadio di Tolmezzo dove è la sede del gruppo Tita Coppetti, e un altro proprio a fianco quasi alla sede della nostra sezione, che è in pratica il parcheggio delle scuole
statali che ce l'hanno proprio concesso, ieri ci ha dato l'autorizzazione di poter accedere. E lì sono e attrezzati. anche per attendamenti. Anche per attendamenti, tutti lì in giro. Poi ci sono i posti, diciamo, dentro la Cantore, giusto? Sì, per la Cantore ci ha previsto. Ma quelli sono già stati tutti prenotati, mi diceva? No, per il pernotamento. Sì. Mentre per le macchine abbiamo calcolato che stanno dentro un 800 macchine. E così la gran parte parcheggeranno quelli che dormono dentro, perché tanti vengono. Quanti dormiranno dentro per una notte nella loro caserma? Noi abbiamo io ho preparato 600 brandine. Caspita. Saremo forse supereremo anche questo numero. Qual è il gruppo che ha voluto tutti i costi? Fino adesso quello di Biarene. Quello di Biarene, come... ha detto dobbiamo andare assolutamente. Sì, infatti, perché tornare alla nostra caserma. È partito perché è un amico il capogruppo lì. È partito con 70 persone, dopo mi fa una telefonata e senti ne ho altre 20. Non più tardi di ieri, dopo che ne aveva 115, mi ha telefonato, guarda che ne ha altri 17. Roba da... Sentiamo invece il consigliere Vozza, come si sta preparando la città? La città si sta preparando questo grande evento con molto entusiasmo. Come? Molto entusiasmo. Sì, molto entusiasmo, sulle bandiere, sulle finestre, insomma la gente più non aspetta altro per abbracciare un po' anche insomma sentiva la mancanza delle sente la mancanza, ormai andando via l'artiglieria, lì non è rimasto più nessuno, la gente è abituata a vedere gli alpini per la strada. Mi ricordo lì a Tolmezzo, quegli anni 75-76, erano circa 2000, quindi tutti i locali erano alpini, Paluzza in quegli anni lì era pieno di alpini, insomma sono posti, località alpina, radici alpine, quindi diciamo, la sente proprio forte, si sente molto forte. Poi insomma l'entusiasmo della gente che non aspetta altro, insomma. Senta, parliamo di Paluzza, ma funziona ancora? C'era una polveriera lì a Paluzza, ricordo, qualche tempo fa. No, la polveriera non c'era, era Pissibus, che era vicino a Tolmezzo, è una polveriera chiusa, è una polveriera dove che si vede salendo per la statale da Amaro e arrivando a Tolmezzo. E non è in buone condizioni, un pochino lasciata. Ma ad esempio lì, noi ad esempio abbiamo la polveriera sul Montello che adesso è stata acquisita dal comune e stanno pensando di ripristinarla, ma di ripristinarla per una sorta di turismo, fra virgolette, militare, nel senso vogliono riaprirla per quelli che sono stati e che possono magari rivivere per una notte il loro servizio militare. C'è un'idea in questo momento anche nei vostri territori? No? Guarda, perché io avrei già delle persone che vogliono venire a Paluzza. Inizialmente la polveriera era partita come orto botanico, c'era stato un interesse particolare per questo tipo di attività che poi è andata a scemare, si è persa. C'è la polveriera di Leggio, un'altra grande polveriera sotterranea, anche quella è chiusa. Non si sa che fine fanno, che fine faranno, no? Forse per noi è più facile parlare delle caserme piuttosto che delle polveriere. La polveriera era una cosa, era una pena una volta, no? Era come potrei dire, un pedaggio che uno doveva pagare nella vita militare di Tolmezzo, no? E non era quindi una bella cosa, no? No, però insomma, faceva parte di quell'anno, di 15 mesi che uno faceva, insomma, sapevi che affrontavi anche noi abbiamo purtroppo invece le caserme delle valli, non le caserme delle valli, tra cui la caserma storica di Paluzza appena accennata, sono stati dentro i soldati di alpini, sono stati fino al 1987. E poi le varie vicende, le varie crisi della caserma ha avuto i primi albanesi arrivati in Italia per 8 mesi e poi nel 2016 è stata parzialmente demolita con tante lacrime purtroppo da parte di chi ci ha vissuto dentro. Ci sono stati quasi 1000 alpini che sono tornati quel giorno, quando abbiamo fatto la cerimonia di chiusura della caserma Maria Prostamenti, no? Nel mese di febbraio. E c'è stato qualcuno anche che a tutti i costi voleva fare come il famoso cinese Tiananmen, no? Fermare le pachere, fermare tutto. Guarda, io da capogruppo l'ho vissuta in maniera tragica, però l'ho vissuta in maniera poi serena, perché non c'era alternativa
a salvare una caserma. Adesso abbiamo un prato che comunque ti ricorda la caserma, che comunque per chi c'è stato ricorda la caserma, ma non vedi più la caserma che stava cadendo dentro, la caserma semidemolita. Meglio un Sì, prato che non era un brutto biglietto di visita, voglio dire, per Paluzza ma anche per gli alpini. La fermo perché abbiamo una telefonata in corso. Pronto, buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno a lei, chiamo da Treviso, volevo soltanto un'informazione. Poco fa il presidente dell'ANA Carnica ha parlato dell'accantore. La mia domanda è: si potrà parcheggiare dentro l'accantore o soltanto quelli che avranno l'alloggio dentro l'accantore? Grazie. Prego. Si potrà parcheggiare, cioè solo quelli che dormono dentro? No, in primis naturalmente avranno diritto quelli che arrivano venerdì che devono pernottare in caserma, e poi ci sarà altri posti, perché se noi mettiamo 700 posti a dormire e abbiamo 900 posti in macchina, 200 posti sono a disposizione, che poi come dicevo quelli di Biarene verranno su con i pullman anche, no? E di conseguenza se sono 120 quelli verranno con 2 pullman e non occupano 120 posti in macchina. Quindi no? Immagino tutti con lo zaino in spalla e via. Chiaro. Tutti con lo zaino in spalla. Hanno già detto che vengono su quelli di Biarene, vogliono fare la marcia da giù da Timau fino su alla Promosio. Perfetto. Sì, prego. Chi arriva presto potrà parcheggiare dentro l'accantore, sia il sabato che la domenica, ho capito bene? Sì, è così proprio. La ringrazio. Grazie. No, ecco, questo è il classico esempio di un programma di servizio per spiegare alla gente. Come ricordiamo che la caserma comunque è visitabile, cioè anche se uno non riesce a parcheggiare, però vuole tornare a vedersi la sua caserma, tranquillamente. Poi è un'occasione unica, non capita spesso. I cancelli sono aperti. Poi verrà chiusa, no? E poi basta. Ecco, nessuno può più entrare. Dalla caserma Cantore sarà chiuso solo dove era il comando, diciamo, il Palazzo Linusio, perché è un palazzo storico e delle belle arti lo stanno un po' mettendo a posto, perché a seguito del terremoto e delle alluvioni erano andate un po' le opere d'arte un po' andate, e adesso lo stanno ristrutturando, allora hanno bloccato le entrate di questo palazzo che non è visitabile. Io credo che molti vorranno tornare nelle camerate, no? Sicuro. Nelle camerate. Ricordi. Allora torniamo invece cominciamo con, diciamo, la parte forte. Sabato mattina alle 9? Alle 9 cominciamo con l'alzabandiera in piazza 20 settembre, dove ci sarà anche il Presidente nazionale. Adesso non so ancora se riusciamo a avere il labaro nazionale, perché mi diceva lunedì Sebastiano che se c'è il labaro bisogna dare il massimo onori, d'altronde è vero, e ancora non sappiamo come comportarci. Dovrebbe venire su Genovese domani a dirmi come dobbiamo comportarci. Dopodiché faremo una sfilata, sarà lunga 600 metri, per recarci giù all'altra piazza Vittorio Veneto, dove abbiamo un monumento all'alpino per rendere omaggio agli alpini di tutta la Carnia. A seguire c'è l'inaugurazione delle mostre, tra cui la mostra che diceva prima il collega. Che in via John Lennon, giusto? Sì, però non è, ce ne abbiamo 2 o 3 mostre, perché abbiamo quella dei cimeli storici, abbiamo una mostra filatelica, abbiamo un'altra mostra di 2 personaggi della Carnia dentro il Museo delle Arti Popolari, e un altro sarebbe quasi una mostra, perché noi avevamo uno storico lì, un generale Granzinis, così chiamato, che è stato, tra cui è stato un mio comandante di battaglione. Hanno fatto un'associazione di Tolmezzo, ha fatto dei pannelli con delle fotografie messe di questo generale, no? E quelle vengono esposte sulle vetrine degli ambienti. Dopodiché, finito questo, abbiamo noleggiato un pullman, portiamo su a Timau a rendere omaggio ai 1700 caduti della Prima Guerra Mondiale, a rendere omaggio lì. Dopodiché, finito lì, che sarà una cerimonia breve, scendiamo giù in piazza Timau, dove c'è il monumento alle portatrici carniche, e lì faremo un'altra piccola cerimonia con un omaggio a Floreale. Dopodiché anche quel giorno lasciamo libero a chi non era il venerdì per visitare il museo. Naturalmente il museo l'ingresso è gratuito, no? E come è gratuito anche il museo di Tolmezzo, quello delle arti popolari. Finito un tanto torniamo giù a Tolmezzo a pranzare. Ecco, adesso ci fermiamo perché la gente sta pranzando e noi dobbiamo andare in pubblicità e poi continueremo con il resto della donata triveneta degli alpini a Tolmezzo.
Proseguiamo con il nostro viaggio all'interno della Donata Triveneta degli Alpini a Tolmezzo, che si terrà tra una settimana, di fatto tra una settimana. Abbiamo le rappresentanze qui della sezione carnica e abbiamo però anche il presidente di Introvigne che ha passato il testimone, in questo momento ha proprio anche la fiaccola, ma ne parleremo dopo. La stecca. Esatto, la stecca, il testimone, la stecca, la fiaccola, insomma. Allora, Presidente, continuiamo invece in quello che è il programma nel pomeriggio del sabato, perché siamo arrivati fino al Rancio. Al Rancio, sì. Allora alle 15 il Comune di Tolmezzo ha deliberato di concedere la cittadinanza onoraria all'ANA. Allora ci saremo dentro nella sala consigliare. Una buona parte sono i 25 consiglieri nazionali che vengono, poi tutti i sindaci del comprensorio della Carnia, autorità militari e civili, sicuramente non ci staremo dentro tutti, allora abbiamo previsto un'amplificazione della cerimonia verso l'esterno. Finito questo facciamo sempre in piazza lì il 20 settembre un concerto della fanfara della Brigata Alpina Iulia. Alle 17? Alle 17. Ecco, perché poi gli orari sono importanti. Vengono fino alle 17:40 circa, dopodiché formiamo il corteo, facciamo una piccola sfilata, saranno 300 metri e ci porteremo al Duomo per la celebrazione della Santa Messa che verrà celebrata dal Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Mazzoccato, coadiuvato dai cappellani militari. Già Vescovo di Treviso. Già Vescovo di Treviso. Quindi adesso ci sarà i 3 cappellani militari che erano fatto parte della Iulia, cioè Don Marta Rino, Don Albino che adesso è cappellano dei Carabinieri e Don Giuseppe Cangiu. Penso che non mi ha garantito la presenza anche di Don Bruno Fasani, perché sicuramente verrà, perché mi ha detto la Mariolina che viene anche per fare delle foto, per fare le interviste, di conseguenza celeblerà anche lui la Santa Messa. Ci sarà il coro per il son a animarla. Finita la Santa Messa abbiamo previsto di fare una cena di gala presso l'Hotel Benvenuto, mentre al Palazzo, al Teatro Candoni ci sarà l'esibizione del coro dei congedanti della Brigata Alpina Iulia. Questo alle 20:30? Dalle 20:30. E poi dalle 20:30 inizia anche la Notte Verde. Cioè, raccontiamo. E così è la Notte Verde. Abbiamo dato la possibilità agli esercenti lì di Tolmezzo Centro di poter mettere delle bancarelle fuori sulla strada e lì ci sarà la marea di gente, insomma, fino all'1 di notte. Con i concerti delle fanfare. Ci saranno fanfare e cori da tutti i rioni. Una festa, quella è la vera festa. Sì, per chi beve, sì, per noi poverini che dobbiamo lavorare. Ma lì basta passeggiare, sicuro, si incrocia il coro, la fanfara, cioè lì era proprio la parte... la parte più bella, diciamo, del raduno. Secondo me il Presidente Introvigno un po' di invidia, perché dice l'ho fatta l'anno scorso, questa è la parte forse la più bella di Vittorio Veneto. Sì, direi assolutamente di sì, c'è anche nostalgia in questo, ma penso che la vivrò in modo diverso io questa qua, perché noi abbiamo avuto anche tante preoccupazioni, perché il sabato sera in Piazza del Popolo Vittorio Veneto abbiamo riunito qualcosa come 50.000 presenze. Ma noi non abbiamo una piazza tanto grande. Però ecco, c'era la preoccupazione, la responsabilità. A Tolmezzo la vivrò invece, come io l'ho vissuto l'anno scorso a Vittorio Veneto. Quale spettatore, non come attore o come responsabile, per cui sarà bello sicuramente. E quello che spero proprio possa ripetersi come è stato da noi è il tempo, perché il tempo è fondamentale. Io non ho visto ancora le previsioni, ma mi auguro che sia proprio 3 giorni di bel tempo, perché rendono il tutto più facile, più semplice e anche molto più partecipato. Io un anno che vado a messa tutte le domeniche, pregare perché rimanga bel tempo. Allora, consigliere Bozza,
un pezzettino particolare delle mostre o della mostra che ha preparato che è assolutamente unico e che vale la pena andare a rivedere. Sono le Qual è il bandiere. pezzo insomma, di cui è maggiormente orgoglioso? Sono tanti pezzi, non è proprio uno, però pezzi unici sono le... Guardi che c'è tanta di quella gente che fa raccolta, che Sì, verranno sì. su solo per sbirciare il pezzettino particolare. Sono la raccolta dei stemmini dei battaglioni e delle brigate, proprio dei primi proprio inizialmente. Poi ci sono diciamo anche le banderole delle trombe, sa, quelle che Sì, si mette sì, sotto, sì. storiche. Ce n'è uno del battaglione Tolmezzo che ha fatto la guerra di Libia Orca! e verrà esposta proprio, e ce n'è un'altra della Russia, che ha fatto la Russia, quindi verranno esposti 2 pezzi unici. Quanto tempo per ricercare questi pezzi? Quanta pazienza? Tanti, siamo da 4 mesi che stiamo lavorando, cerca pezzi rari. Ma appartengono a proprietari diversi Sì, che hanno sono dato la privati. disponibilità? No, sono privati, Sì. ci hanno raccomandati di Anche chiudere perché- la porta la sera, Beh, mettere le immagino. guardie. Immagino. no? Ma al di là del valore vero, cioè, c'è anche il valore diciamo, personale, perché chi ha... Diciamo Se così, riusciamo a portare da Tarvisio la bandiera del battaglione Gemona, che ha fatto la guerra di Russia, se riusciamo a portare quella, è proprio... insomma, E comunque... poi ci sarebbe un altro pezzo unico che dobbiamo andare a prendere, la targa del battaglione Tolmezzo, che era a Paluzza. Quella è stata, diciamo, benedetta da Don Gnocchi, pensa. quella lì. E poi sono altri... Perché il segreto è sì la festa, sì il momento della donata, ma anche, diciamo così, di punti culturali, di crescita personale, perché poi quando uno visita una città ha piacere di vedere queste cose, Sì, ha piacere anche di confrontarsi, anche se vogliamo di emozionarsi per certi versi. No? Qual è il pezzo che secondo lei emoziona di più? Dopo non le chiedo altro. Che lei emoziona Cappello di più? alpino, Sì? ritrovati in Russia. Tutto Ecco, quindi un buon motivo. è stato, Ecco, quello, secondo me- quelle proprio, guardi, proprio i brividi Perché quello è ecco, questi sono i simboli per cui vale la pena, di andare a vedere. al di là di trovarsi con i fra, al di là di trovarsi in sfilata, eccetera. Ecco, sono queste che sono le cose secondo me. Siccome il tempo qui sta scivolando via e dobbiamo ancora arrivare a domenica, allora Presidente andiamo a domenica. Ecco. Domenica giornata Clou. clou, no già il sabato è clou, domenica si sfila e quindi quando si sfila bisogna essere tutti a posto, in regola. Sentiamo Allora- che consiglio dà il Presidente di Trovigne per la domenica mattina dopo la notte verde? Beh, la domenica si conclude quello che è stato il lavoro improbo di 2 anni, direi, no? 1 anno e mezzo comunque sicuramente, quindi è il momento in cui si raccoglie la soddisfazione della partecipazione non solo del Triveneto in questo caso, perché sicuramente a Tolmezzo arriveranno da tutta l'Italia e anche dal mondo altri, ed è del come dire, rincuora il fatto appunto che ci sia questo senso di appartenenza, dove si vivono i ricordi, gli affetti, si rincontrano gli amici di un tempo. Però la domenica mattina si è un po' come dire, un po' frastornati dalla sera prima. Ma non tanto però, perché ecco quello che io direi va sfattato un luogo comune, non è la festa, la bolgia, l'ubriacatura e quant'altro, tra l'altro si beve molta più birra che vino ormai, i raduni degli alpini. C'è, ecco come è stato rimarcato quando era il programma, un senso di appartenenza che ci porta anche a vivere momenti di cultura, di storia, di rievocazione. Non è come dire un modo così strano o atipico, è proprio un momento anche di intensità, quindi di partecipazione. E quindi la domenica mattina ci si trova volentieri per sfilare secondo l'ordine prestabilito, secondo gli inquadramenti e per far vedere, come dire, che ci siamo. Gradiamo certo, come sicuramente ci sarà la presenza anche quindi della cittadinanza, e soprattutto sfiliamo, ecco, portando i simboli dei nostri luoghi di provenienza. Bene, adesso noi ci fermiamo per l'ultimo passaggio pubblicitario e poi arriveremo a spiegare bene la domenica.
Insomma, vi stiamo raccontando la Dunata Triveneta degli Alpini a Tolmezzo in diretta su Ore 13, con noi ovviamente i responsabili sia appunto della sezione carnica ma anche di chi ha passato il testimone, ovvero il presidente di Vittorio Veneto Francesco Introvigna. Allora, presidente invece della carnica, parliamo di domenica. Come funziona domenica? Beh, domenica bisogna essere lì, per chi parte di domenica mattina, a che ora bisogna essere là? Noi abbiamo previsto l'ammassamento cominciare dalle ore 9. Lì naturalmente dove Consiglio quindi di arrivare presto? Beh sì, dove l'ammassamento purtroppo non ci sono... No, ma mi raccontava il discorso dell'autostrada, se ci sono degli intasamenti, sì, ecco, come funziona? Se ci sono gli intasamenti, abbiamo parlato ieri l'altra sera con il comandante della polizia stradale, che lei si interessava con le autostrade, che metteva collegamento dall'autostrada dall'uscita di Amaro a quella di Gemona, che se per caso dovesse esserci un intasamento ad Amaro, lei blocca tutto e lo fa uscire a Gemona. A Gemona devono fare, sarà una ventina di chilometri per venire su a Tolmezzo, però chi vuole può parcheggiare il pullman o la macchina alla Carnia, alla stazione per la Carnia, dove ci sarà un parcheggio e lì partiranno le corriere della SAF che faranno servizio, non navetta perché devono pagare un minimo di biglietto. Però c'è la possibilità di lasciare la possibilità di raggiungere fino alla zona di ammassamento, diciamo. L'ammassamento purtroppo non ci sono ambienti pubblici e allora abbiamo dovuto organizzarci dando la possibilità ai vari gruppi della nostra sezione di organizzare con dei chioschi per dare un po' di conforto, un panino, la birra, un bicchiere di vino, il caffè e quant'altro. Si comincia alle 9:30, giusto? No, alle 10, ma ha imposto il Presidente nazionale. Alle 10, quindi. Alle 10 comincia a partire la prima fanfara. Bene, ci fermiamo un secondo perché abbiamo una telefonata. Buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Mamma di un alpino che ha fatto il militare proprio a Tolmezzo, artiglieria da montagna nel 92. Volevo chiedere, Lucio, sì. Fanno vedere in diretta Antena 3? Sì, noi seguiremo tutta la sfilata come facciamo sempre con gli alpini. Sì, perché mi sarà difficile andare a Tolmezzo, ma comunque vi sono vicina e viva gli alpini. Grazie Nadia, saluti anche il figlio alpino, anzi artigliere alpino, artiglieria della montagna. No, vabbè, insomma. Allora, torniamo a noi, perché il tempo qua scivola via, siamo già alle 51. Allora, alle 10 si parte. Sì, alle 10 fanfara, si parte, la prima fanfara. Dopo partiranno sicuramente i confoloni decorati, a seguire i confoloni dei 25 comuni della Carnia, poi partiranno i reduci e le sezioni ospitanti, diciamo, tra cui mi pare che sia quella di Perth dell'Australia, no, che il presidente di Perth è un carnico. Dopo, alla fine, farà l'ingresso il labro nazionale nello schieramento con gli onori fatti dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia e dalla batteria di formazione del terzo artiglieria della montagna. Dopodiché partiranno le varie sezioni, Trentino, Alto Adige e quant'altro come da programma. Insomma. Prevista la presenza anche delle salmerie? Sì, è prevista, è chiaro, ad esempio Vittorio Veneto che è sui muli partirà al seguito della sezione, sfileranno i muli come Valdobbiadene anche loro. Poi altri muli? No, per il momento non ci sono altri muli. Tutti i muli sono veneti. Non è male. Coltiviamo una buona tradizione. La tradizione del Bombiz, che era lui che era... di Angelo. Per non dimenticare. Dopodiché, scusa, all'1:30 si prevede all'1:30 circa in piazza 20 settembre verrà fatta il passaggio della famosa stecca. Con chi? Perché con c'è chi lo sa. con la sezione di Asiago, che è quella che organizzerà il raduno nel 2020.
Alla fine sarà la Magna Bandiera che sancisce il termine del raduno, dopodiché vi rompete le righe. Rompete le righe e ognuno tornerà ai propri, e noi continueremo a lavorare come ha fatto il buon Francesco l'anno scorso, a smaltellare tutto. Però mi diceva il consigliere che ci sono anche delle adunate sezionali, giusto? Sì, cioè che non finisce lì. No, nel contesto di tutto questo grande catino che contiene il raduno triveneto, mi premeva segnalare, giusto segnalare anche che sabato prossimo, quindi proprio sempre in anticipo abbiamo il nostro pellegrinaggio sezionale alle cappelle di guerra del Palpicolo e del Palgrande, la nostra grande zona di guerra, quella che poi ha portato i morti all'Osario di Timau, che andremo a ricordare sabato, no? E che tra l'altro ha i suoi grandi problemi causa l'evento delle trombe d'aria del mese di ottobre, fino al 28 ottobre mi sembra, quello del genere, per cui è tutto spostato, ma comunque ci sarà sempre questo raduno, no? E poi al termine del mese, diciamo, di celebrazioni del Triveneto, il 7 luglio concluderemo poi tutte le nostre grandi feste sezionali con il raduno della sezione carnica a Paluzza, che comprende anche il 10° raduno dei figli di Maria, che sarebbero i soldati che hanno fatto il servizio militare nella caserma Maria Prospermente di Paluzza. Quindi 10° raduno anche di loro, una grande manifestazione che porterà penso 600-700 alpini, insomma, ecco, a questo grande evento che concluderà tutte le manifestazioni della sezione carnica, insomma, ecco. Presidente, che esperienza è organizzare una adunata del genere? Guardi, è indescrivibile. Fino alla settimana scorsa ancora barcollavo così, ma questa settimana qua poi è tremenda. Quanto conta avere qualcuno che marcia al fianco e che non molla? Conta molto, specialmente io ho avuto l'amico Carlo Boccia, che a parte abbiamo fatto parecchi anni di servizio assieme, che ci ha dato una grossa mano. Dopodiché, per fortuna, siamo riusciti a racimolare un generale appena andato in pensione che ci fa da coordinatore, che quello mi ha dato una grandissima mano. Infatti io viaggio tranquillo, vado in giro a fare presentazioni e quant'altro, e lui mi lavora lì a Tolmezzo. Mi dicono che siamo quasi al termine, allora intanto che consiglio dà dopo, quando finisce tutto? Cosa fa? Uno va in ferie, è finita questa cosa qua? Ma anche a Viterbo avevamo parlato della crociera meritata sudata, che non abbiamo poi mai fatto. No, beh, c'è un periodo in cui è necessario riordinare tutto, soprattutto tirare le somme, fare i conti per bene, pagare le spese, i debiti, perché questa è la nostra buona abitudine. Per cui insomma ne avrà ancora, ecco. Quindi, sto finendo anch'io di stare. Quindi c'è un anno ancora, insomma, è davvero una ottima esperienza. Va bene, allora noi credo che abbiamo raccontato tutto, il resto, come dire, venite a viverlo direttamente a Tolmezzo, avete visto. Poi se ci sono delle cose, perché c'è un sito, c'è tutto quello che serve, per cui se vi siete persi qualcosa nel corso di questa puntata lo potete recuperare un po' vedendo la puntata ovviamente nel nostro sito internet, un po' anche andando a vedere nel sito internet della sezione carnica o comunque dell'ANA nazionale. Io direi che a questo punto possiamo passare al passaggio della fiaccola. Prego. Sì, ecco, a voi. Questa è la fiaccola della memoria, con la quale abbiamo costruito la stecca che abbiamo dato a Vittorio. Non capivo il motivo di questa. Ecco, lo spieghiamo bene, questa è la fiaccola, c'è il tricolore, ecco questa che ha fatto il percorso che in convergenza a Vittorio Veneto dal periplo della sezione, ha acceso poi la fiamma del ricordo, l'una delle terre delle grandi battaglie che è presente in Piazza del Popolo Vittorio Veneto come segno universale, ed è questo il pensiero col quale noi, cioè ricordo, abbiamo voluto darti la stecca. Ripetiamo questo gesto e ti auguro un grande bocca al lupo. Grazie mille. Allora, mi date un po' di spazio anche a me, perché l'ultima cosa che faccio è quella di prendermi il cappello. Lucio, mi fa piacere vederti dal Pino. E terminiamo così, tutti quanti insieme. Grazie a Roberto Durigon, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon raduno. E buon raduno. Alla prossima, arrivederci. Grazie.